Oltre 40 dipendenti hanno rassegnato le dimissioni all'ospedale Brozzo di Cagliari. Un addio di massa che gela la sanità sarda e lascia un vuoto pesantissimo in uno dei reparti più critici dell'isola. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Oggi parliamo di una vera e propria fuga di massa dall'Abruzzo. Se vuoi restare aggiornato su ciò che accade negli ospedali sardi, iscriviti subito e attiva la campanella per non perdere i prossimi approfondimenti. Siamo all'inizio del 2026 e la situazione nell'Arnas di Piazzale Ricchi a Cagliari è arrivata al punto di rottura. Non parliamo di un caso isolato, sono 43 i dipendenti che hanno deciso di lasciare l'azienda. Tra loro ci sono 35 infermieri, 2 OS, 4 amministrativi, un tecnico di radiologia e persino un perfusionista. Una mini diaspora messa nero su bianco in una determinazione ufficiale del servizio risorse umane. Ma cosa spinge così tanti professionisti a scappare dal più grande ospedale della Sardegna? Molti si spostano verso le ASL per contratti a tempo indeterminato, ma c'è un dettaglio che fa riflettere. Anche chi ha già il posto fisso sta andando via in cerca di condizioni di lavoro migliori. Al Bruzzo di Cagliari, infatti, le retribuzioni sono bloccate e il carico di lavoro è diventato insostenibile. Corridoi pieni, pazienti sulle barelle, personale allo stremo. Questa non è sanità, è una trincea. Ti chiedo, ti sentiresti sicuro a essere curato in queste condizioni? I numeri sono spaventosi. I sindacati denunciano che in reparti come medicina a Cagliari il rapporto è di un solo infermiere per ogni 14 o 15 degenti, standard ben lontani dai livelli minimi di sicurezza. È una storia che potrebbe succedere sotto casa nostra la prossima volta che avremo bisogno di un pronto soccorso. Le dimissioni diventeranno effettive entro febbraio e senza nuove assunzioni immediate la situazione di Cagliari è destinata a peggiorare drasticamente. Tu cosa ne pensi di questa emergenza? Iscriviti, metti like e scrivimi la tua opinione. Grazie di cuore per la tua attenzione, ciao e stammi bene.